Ritorniamo in diretta da studio con il nostro Focus TG, giornata ricca di cronaca, lo avete visto, ma anche di temi politici o parapolitici, chiamiamoli così. E allora andiamo a Venezia con il caso della revoca della nomina direttrice d'orchestra del Gran Teatro La Fenice a Beatrice Venezzi, con i risvolti che riguardano anche le maestranze che hanno denunciato insulti e minacce di morte ricevute sui social, a dirlo l'RSU di lavoratrici e lavoratori. Ci difenderemo da questa meschinità e sulle accuse che sono arrivate direttamente da Venezia ribattono mai bullizzata. Chi veramente deve sentirsi offeso e perseguitato sono i lavoratori del Teatro della Fenice che nelle ultime ore hanno ricevuto via social pesanti offese e addirittura minacce di morte. Minacce di morte, insulti e una raffica di attacchi sui social, e questo è il nuovo fronte di tensione che scuote il Gran Teatro La Fenice di Venezia dopo la rescissione del contratto di Beatrice Venezzi. L'RSU denuncia un clima sempre più pesante e parla apertamente di minacce anche di morte ricevute online a lavoratori e lavoratrici del teatro, tanto da aver affidato la vicenda ai propri legali. Ma non basta. I delegati sindacali respingono ogni accusa di attacchi personali nei confronti della maestra Venezzi o di altre figure istituzionali, dicono. La signora Venezzi non perde occasione per attaccare i lavoratori del Teatro La Fenice. Nelle sue ultime dichiarazioni ci accusa di averla calunniata, offesa e bullizzata. Ovviamente rispediamo al mittente queste accuse. Abbiamo sempre parlato di questioni di metodo e di merito. Sulla vicenda, ormai divenuta caso politico, interviene in queste ore il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, che difende la direttrice d'orchestra e lo stesso sovrintendente. Colabianchi ha scelto in autonomia. Reputavo arrogante la sinistra quando lo contestava perché aveva nominato Beatrice Venezzi. Non ho intenzione di essere altrettanto arrogante e commentare su chi, con la solita autonomia, ha scelto diversamente. Conclude così Bignami da Montecitorio, riaccendendo ulteriormente lo scontro politico sulla vicenda. Nel frattempo resta aperta la questione contrattuale alla Venezzi, come puntualizza da Ring Nicola Talmi, CGIL. Nei giorni scorsi si era incontrato con Colabianchi per discutere sul rinnovo della RSU. E io gli ho fatto la domanda precisa. Ho detto, ma esiste un contratto con la dottoressa Venezzi? Perché quello è il tema, no? E lui in quell'occasione, quindi riunione ufficiale, insomma, mi ha risposto che sì, c'è. E quando abbiamo chiesto di poterlo vedere, ha detto a tempo debito. E mentre la Venezzi interviene con una nota dicendo che la rescissione delle sue collaborazioni con la Fenice andrà chiarita nelle motivazioni e a cui si dovrà rispondere in modo opportuno, annunciando implicitamente battaglia legale, altrettanto fa sapere Colabianchi: tutto sarà affrontato nelle sedi dovute, dice tramite il suo ufficio stampa. Vero è che se si arriverà ad una battaglia giudiziaria e a un eventuale risarcimento, il tema vero è: chi pagherà il conto? Non vorrei anche che per colpa di Colabianchi dovessimo pagare anche qualche penale. E il sovrintendente del Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, esprime in una nota la più ferma e sincera solidarietà a tutti i dipendenti del teatro che in questi giorni sono stati oggetto di minacce anche di estrema gravità sui social del teatro e sui profili social personali. Tali episodi, si legge, sono inaccettabili e profondamente lesivi non solo della dignità delle persone coinvolte, ma anche dei valori fondamentali di rispetto, civiltà e convivenza che devono sempre caratterizzare la nostra comunità. Confido, prosegue, che si possa ristabilire in tempi rapidi un clima sereno e costruttivo che consenta a ciascuno di svolgere il proprio lavoro con la necessaria tranquillità ed dedizione, restituendo al teatro quel contesto di armonia e collaborazione che da sempre ne rappresenta l'essenza. Tra l'altro, come titola il Gazzettino oggi, bufera cultura su Venezia, perché poi c'è il tema della Biennale, ispettori del Ministero della Cultura H. Giustiniani per il caso del padiglione della Russia. Ma tra Russia e l'artista israeliano pare che la Biennale sia tra continui fuochi. Allora, dopo aver lanciato questi temi, saluto e ringrazio per avermi raggiunto in studio Andrea Martella, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Che è candidato sindaco per il centro-sinistra a Venezia. Allora Martella, innanzitutto come sta andando? Perché qui mancano 25 giorni, abbiamo fatto i conti. Beh, è una bella campagna elettorale, molto tosta.
vicino ai cittadini, con tantissime occasioni di confronto. Direi che sta andando bene, sento una gran voglia di cambiare, sento un gran bisogno di partecipazione, sento tante potenzialità inespresse che possono e vogliono dare una mano per cambiare la città. Chiaro è che parliamo di una città in cui non mancano mai davvero, no, gli spunti. Allora partiamo proprio da questo caso Venezzi, che è balzato naturalmente alle cronache nazionali e internazionali in questi giorni, la revoca dell'incarico. Lei è intervenuto naturalmente sul tema, abbiamo sentito anche le RSU degli orchestrali che hanno addirittura denunciato minacce social ai lavoratori e pare che gli scambi d'accusa non finiscono qui e che si preannuncia una guerra legale. Cosa ne dice? Ma Venezia è una città complessa e bellissima che andrebbe amministrata con cura. Questo caso della Fenice è l'emblema di un modo di gestire padronale, arrogante, sbagliato nel metodo, che attraversa tutta la città, e rispetto a questo c'è una gran voglia di cambiare. Riguardo alla Fenice mi pare che adesso tutti dicano quello che io sto dicendo da mesi. Sono state fatte scelte sbagliate, amichettistiche, che hanno portato ad una nomina che adesso è stata revocata. E alla Fenice davvero deve ritornare un clima di serenità, che è quello che merita il nostro gran teatro, che è apprezzato e amato in tutto il mondo. La solidarietà ai lavoratori da parte mia è massima, così come mi sono occupato di loro quando è stato tagliato il welfare aziendale, e naturalmente va messo in evidenza che ci sono delle persone, il presidente, il sovrintendente, che evidentemente hanno gestito con un metodo sbagliato questa vicenda. Mi auguro che si possa ripartire e che si possa ripartire positivamente. Se diventerò, anzi quando diventerò sindaco di Venezia e presidente della Fenice, mi occuperò seriamente anche di ripristinare un clima non solo costruttivo, ma anche che proietti di nuovo la Fenice nel mondo come merita. Cosa risponde a chi sostiene che questa campagna nei confronti di Venezia sia puramente politica, perché non figlia di musicisti e non di sinistra, abbiamo letto in questi giorni? Beh, rispondo dicendo che nel merito io non ho mai espresso giudizi sulle qualità artistiche, non ne ho io probabilmente la competenza. Sul metodo è stata una scelta sbagliata. Non si può imporre un direttore musicale senza aver parlato con l'orchestra, senza aver avviato un periodo di confronto, senza aver fatto delle prove. In questo senso è stata una scelta arrogante. Ricordo che il ministro Giuli la definiva una scelta straordinaria, che la Venezia sarebbe diventata la principessa di Venezia, che Zaia, Brugnaro e altri inneggiavano questa scelta. Mi pare che adesso stiano tutti zitti. L'unico che ha parlato è stato Venturini, dicendo cose che non ha mai detto nel corso di questi 7 mesi, dimostrando evidentemente che adesso si vuole fare finta di niente, ma gli abbiamo ricordato che non è così. L'amministrazione comunale è anche colpevole che nel corso di questi anni ha dimezzato da 4 milioni a 2 milioni il contributo alla Fenice. Quindi davvero io penso che a Venezia ci sarà un assessore alla cultura, oltre al sindaco che si occuperà delle politiche culturali, e la Fenice verrà trattata con quell'attenzione che gli orchestrali, il coro, i professori, tutti i dipendenti meritano. Senta, sul fronte biennale invece vediamo, no, nel sito del Gazzettino, gli ispettori del Ministero della Cultura H. Giustiniani, il caso del padiglione Russia che non è risolto, e sui giornali di oggi anche il caso Israele in qualche modo. Ma questo è proprio un altro pasticcio fatto dal centrodestra, un cortocircuito che si è determinato tra la Biennale e il governo. Non so che cosa succederà, c'è da essere molto preoccupati, perché ispettori o eventuali commissariamenti sarebbero veramente un epilogo molto complesso per la Biennale. Io sulla Biennale ripeto quello che ho già detto: Venezia è una città aperta al confronto, alla cultura, all'incontro tra persone e popoli. La Russia va condannata sempre. All'Ucraina va data sempre il massimo della solidarietà. Le scelte sono della Biennale, è evidente che non devono essere scelte propagandistiche di un regime, ma scelte culturali. Bisogna verificare se sarà così.
Certo è che è tutto un problema all'interno della destra che su questa questione è andata veramente in cortocircuito, come dicevo. Ecco, non è semplice, no? Immagino, diciamo, mettere da parte la politica quando si parla anche di temi amministrativi. Ci si infila necessariamente in una campagna elettorale, lo comprendiamo, ma l'amministrazione poi è altro. Mi viene da pensare al caso Moschea, no? Bengalesi, a tutta questa bufera che c'è, questa polemica che agita la campagna elettorale relativamente alla costruzione di questo tempio islamico e anche alle candidature di rappresentanti della comunità bengalese. Beh, allora distinguiamo, diciamo, due cose. Il caso Moschea l'ha prodotto la giunta Brugnaro-Venturini, avevano promesso di fare la moschea, addirittura Fratelli d'Italia aveva candidato uno dei promotori della moschea nelle proprie liste, poi sono ritornate indietro perché si è aperta una guerra all'interno del centrodestra, anche in questo caso tra Fratelli d'Italia e Lega. Tutte le liste dei partiti hanno rappresentanti delle varie comunità straniere. Stiamo parlando di cittadini italiani che lavorano, che pagano le tasse e quindi penso che il compito di tutti sia quello di cercare di integrare anche tramite le elezioni del Consiglio Comunale, affermare la cittadinanza, affermare i diritti e non quello di fare delle vere e proprie guerre che innescano solamente la paura. Venezia non ha bisogno di questo, Venezia si è caratterizzata nel corso dei secoli, come dicevo prima, per essere un luogo di incontro. A Venezia c'era il fondaco dei tedeschi, dei turchi, il ghetto ebraico, gli armeni, i greci, insomma un crocevia di culture e di religioni. Per quanto riguarda la moschea è un progetto di cui io non mi sono mai occupato, se ne è occupata la precedente amministrazione, sarebbe bene che ci dicessero qual è l'iter, che cosa hanno fatto, che impegni, che promesse hanno prese. Per quanto mi riguarda dico una cosa molto semplice, i luoghi di culto sono previsti dalla nostra Costituzione, se sono pagati dai fedeli non hanno costi pubblici, possono essere fatti se c'è il rispetto delle leggi nazionali, delle normative sanitarie, delle normative urbanistiche e anche di quello che è il contesto sociale. Se dovessi essere sindaco, anzi quando diventerò sindaco mi occuperò seriamente di questa cosa con equilibrio e responsabilità, come mi pare non facciano le altre forze politiche in campo. Senta, mi viene il riferimento a quello che stiamo vivendo a Treviso, la gestione dei migranti, comunque delle presenze straniere. Lei giustamente dice Venezia storicamente accoglie e si nutre anche della diversità, senza dubbio. Anche la presenza della comunità bengalese, che è tra l'altro la seconda più significativa e importante come numero d'Italia, dimostra questo, cioè l'impegno che bisogna avere anche a livello amministrativo, soprattutto in grandi città, per gestire questo fenomeno migratorio, cercando di renderlo una ricchezza per il territorio, anche demografica tra l'altro di questi tempi. Sì, naturalmente tutto questo è vero e quindi bisogna occuparsi di lavoro, bisogna occuparsi della dignità del lavoro, di casa, evitare che ci siano abitazioni sovraffollate e quindi fare delle politiche in questo senso che includano e integrino, a cominciare dalla scuola, a cominciare dalla lingua italiana, quindi ci vuole una mediazione culturale e sociale. Naturalmente, lo dico sempre, ci vuole anche rispetto delle regole, ci vuole anche rispetto del contesto in cui si vive, ci vuole rispetto per i residenti, l'integrazione si fa con diritti e doveri e questo secondo me è l'unico modo civile per poterla realizzare con un senso di responsabilità da parte di tutti. Ecco, casa e lavoro, che sono due temi di strettissima attualità anche per i sindaci di adesso. Ecco, che 1° maggio sarà, visto che siamo a ridosso, secondo lei, Martella, anche nel veneziano? Beh, da noi sarà un 1° maggio particolare perché CGIL e CISL e UIL hanno deciso di fare la manifestazione nazionale unitaria ed è un fatto molto positivo a Marghera, mettendo al centro il lavoro, la sua dignità, mettendo al centro le crisi industriali, la necessità di avere delle politiche industriali che possono superarle. Marghera è un emblema di tutto questo, è al centro anche dei nostri programmi per la sua trasformazione, per le bonifiche che devono essere fatte, per le riconversioni che devono essere continuate, per i nuovi investimenti che possono essere fatti anche grazie a provvedimenti che io stesso ho mandato avanti come la zona logistica semplificata e naturalmente per lo sviluppo anche del porto. Deve essere un 1° maggio che penso ridia centralità al lavoro e il lavoro deve essere innanzitutto, penso anche alla nostra realtà, un lavoro
meno povero, meno precario, meno stagionale. E questo che noi dobbiamo pensare di poter realizzare lo dobbiamo fare soprattutto per i giovani che a Venezia possono rimanere o possono restare, ma naturalmente devono essere nelle condizioni di avere una casa e di avere un lavoro. Senta, lei ha accennato al porto, c'è stato uno scambio anche vivace con il suo principale sfidante Venturini in questi giorni sul futuro di questa infrastruttura strategica per la città? Ma è appunto una infrastruttura strategica, noi diciamo che il porto va garantito nella sua piena operatività e che naturalmente l'attività del porto deve essere in equilibrio con quello che è l'assetto della laguna e il suo equilibrio idrodinamico, e quindi dobbiamo prevedere degli interventi che garantiscano l'attività portuale, che la possano sviluppare senza che si comprometta la laguna, perché se non c'è più la laguna non c'è più nemmeno il porto. Mi pare una posizione seria che tenga conto di tutto. Noi diciamo dobbiamo pensare sicuramente a un porto offshore per le grandi navi turistiche e commerciali fuori alla laguna, è tempo di farlo sul serio e contemporaneamente bisogna pensare a governare una fase di transizione che preveda che si facciano tutti gli interventi possibili che non siano strutturalmente definitivi nella laguna al punto da essere irreversibili. Ci sono interventi che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Ho detto che da sindaco me ne occuperò personalmente. Mi occuperò personalmente di Porto Marghera, perché ritengo che questa sia una questione strategica per la nostra città e il porto sta vivendo una fase delicata anche per la presenza del Mose e quindi c'è bisogno di una politica che lo tuteli, lo possa salvaguardare e gli possa dare una nuova fase di sviluppo. Anche perché si parla molto, no, anche di ricostruzione dell'Ucraina quando sarà finito questo conflitto, identificando Venezia e Trieste come porti fondamentali poi per supportare questa ricostruzione. Adesso noi dobbiamo ricollocare il porto di Venezia nell'ambito della portualità dell'Alto Adriatico e non solo. È ovvio che ci sono delle potenzialità, queste potenzialità andranno sviluppate, come ho detto prima, in una rigorosa politica di insieme che tenga in un unico quadro la sostenibilità, la salvaguardia della laguna e naturalmente anche il sostegno alle attività portuali e ai lavoratori, che per quanto mi riguarda sono sempre fondamentali e che vanno tutelati, che non possono pagare prezzi di crisi, già ne hanno pagate tanti nel corso di questi anni. Penso naturalmente che tutto questo possa avvenire se c'è lungimiranza, se c'è una visione politica. Chi dice ma vogliono chiudere il porto in realtà non ha capito che la dimensione di Venezia è un po' più grande, va al di là delle polemiche, va al di là della propaganda, che poi alla fine la propaganda non porta a niente. Senta, ultimo ma non ultimo, anzi prioritario in realtà, il tema della sicurezza, perché i cittadini naturalmente anche nei servizi che noi realizziamo quotidianamente di questo ci parlano, si lamentano. Abbiamo dato poco fa un servizio sugli ennesimi borseggiatori, anche aggressivi, ma non solo, c'è poi tutto un tema che riguarda la terraferma, non solo il centro storico di Venezia. Voi avete tra l'altro in previsione un evento proprio per fare un focus su questo tema. Tra l'altro diciamo banalmente la sicurezza di solito viene considerata un tema di destra. A livello amministrativo non c'è schieramento per questo tema perché tutti sono tirati per la giacchetta, no? Su questo fronte. La sicurezza è il primo problema nelle preoccupazioni di migliaia di famiglie di Mestre e di Venezia. Purtroppo nel corso di questi anni, a causa anche della giunta Brugnano e Venturini, oltre che delle politiche del governo, la situazione della sicurezza è peggiorata per i cittadini. Noi vogliamo prevedere una serie di interventi seri, un maggiore controllo del territorio, maggiore presidio e una maggiore presenza delle forze dell'ordine e anche della polizia locale. Vogliamo ripristinare i vigili di prossimità, i cosiddetti vigili di quartiere. Di tutto questo parleremo prossimamente in una iniziativa martedì prossimo con l'ex capo della polizia, il prefetto Gabrielli, che ci darà
sicuramente dei consigli utili per affrontare questa questione, per affrontarla seriamente in una logica di controllo del territorio, in una logica di rigenerazione della città ed in una logica di politiche sociali che possono prevenire le situazioni di disagio che poi diventano degrado e diventano insicurezza per tutti. Quindi è una fondamentale questione questa su cui il centrodestra ha fallito e sulla quale noi invece vogliamo operare con efficienza e con una nuova capacità di dare sicurezza ai cittadini, perché se una città non è sicura non ci si può abitare tranquillamente, non si può lavorare, non si apre un esercizio commerciale e per noi la sicurezza è un diritto come lo è il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Benissimo, allora grazie Andrea Martella, candidato sindaco a Venezia per il centro-sinistra, buon lavoro, appuntamenti siamo certi ce ne saranno parecchi, adesso si intensificherà, vedremo anche qualche big Martella a Venezia? Beh sì, ci saranno parecchie presenze di sindaci di altre città, di figure della politica nazionale, di persone, personalità che verranno a dare il nostro sostegno, anche la nostra campagna elettorale però continuerà in profondità, avremo incontrato associazioni, territori, comitati, categorie, insomma abbiamo raccolto tante idee, anche molto malcontento, ed è per questo che il nostro progetto di cambiamento penso possa avere successo. Grazie per la sua disponibilità, la sua presenza. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo per i minuti finali. Di nuovo in diretta con il nostro Focus TG, davvero gli ultimi minuti. Andiamo a Padova perché sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della residenza Tartaglia che restituirà 89 posti letto agli studenti universitari della città. Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione della residenza universitaria Tartaglia nel cuore del quartiere Cave di Padova, chiusa dal 2012 e da allora in stato di abbandono. L'intervento promosso da ESU e dalla Regione Veneto prevede il recupero completo dell'edificio. L'obiettivo è restituire agli studenti una struttura moderna, sicura e accessibile, con 89 posti letto e spazi comuni distribuiti su 5 livelli, tra cui aule studio, palestre e servizi condivisi. Finalmente riusciamo a restituire al quartiere questo stabile, dove ci saranno 89 posti letto interamente raggiungibili anche da studenti con disabilità. È un intervento che abbiamo fortemente voluto con la Regione Veneto, che ci ha finanziato per 4,8 milioni e i restanti 800.000 li abbiamo messi dal nostro bilancio. E andiamo appunto a recuperare questo stabile finalmente, che sarà un fiore all'occhiello del quartiere, assieme alla residenza Galileo Galilei, che è sempre qua vicino in via Magarotto, che fornirà altri 93 posti letto. Secondo il cronoprogramma i lavori dovranno concludersi entro il 15 ottobre del 2027. Un intervento per rafforzare e consolidare la staticità dell'edificio e conseguentemente per migliorarne anche la tenuta sismica. Questo è un aspetto fondamentale per l'azienda. Dopodiché sono 5 piani fuori terra su cui interverremo con miglioramenti di natura di efficientamento elettrico, con materiali assolutamente sostenibili, riciclati e certificati, con una particolare attenzione alle barriere architettoniche, in modo tale che tutto l'edificio e non solo alcune parti dell'edificio possano essere accessibili ai ragazzi disabili e quindi piena inclusività anche da questo punto di vista. Era l'ultimo servizio, ci fermiamo qui col nostro Focus TG, grazie a Mattia Pizzai e Andrea Basso in regia. Io naturalmente vi do appuntamento ai telegiornali di questa sera e poi a Focus in prima serata su Rete Veneta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.